fatto una brutta fine. Rieccoci, tra poco passeremo anche alle telefonate perché ce ne sono molte. Dita, volevo aggiungere qualcosa? Sì, io volevo aggiungere questo perché diciamo, c'è un aspetto fondamentale, credo, che emerge dalla mia vicenda. E che prima qualcuno ha detto, non mi ricordo chi si opponeva al sistema veniva espulso. Io sono stato comunque querelato. Io ho dovuto difendermi in tribunale da accuse di diffamazione, perché io mi ero permesso, io con i miei amici, 3 vecchietti in pensione che non avendo altro da fare si sono messi a criticare il più bel progetto mai fatto in Italia, ci siamo dovuti anche difendere. Poi per fortuna abbiamo trovato dei giudici che evidentemente si sono lette le carte e hanno visto che noi dicevamo delle verità, ma dicevamo delle verità forti. Perché una delle cose che io ho detto, e che poi ho avuto una conferma dallo studio di principi, è che quando è stato approvato il progetto definitivo è stato commesso un errore tecnico fondamentale. Per arrivare a questo dobbiamo fare un passo indietro. Quando il progetto di Massima fu sottoposto ai famosi esperti internazionali, no? Fu il comitato di esperti internazionali. Questi signori misero il fuoco sull'aspetto dinamico di queste apparature, perché durante le prove avevano visto questi problemi di sfarfallamenti, questa risonanza subarmonica, no? E allora alla fine hanno detto, signori miei, questa cosa va eliminata, e in più, quindi va risolto questo problema, perché non potete avere queste apparatoi che fanno questo lavoro, e in più, siccome in vasca, qui entra un discorso molto complesso che il professor Dal Paus capisce benissimo, ma la maggior parte delle persone, riusciamo a semplificarlo, ecco, in vasca, facendo le prove su modello, non si riescono a simulare le forze viscose, e quindi significa che io quello che trovo è come se lo provassi in un ambiente molto viscoso, invece di essere in acqua come se fossi in un olio, più o meno viscoso in funzione della scala. Più piccola è la scala, più il modello è piccolo, più aumenta la viscosità, più aumenta questa viscosità fittizia. Quindi loro avevano detto, signori, quindi usate modelli matematici, perché con le prove in vasca, in queste scale piccole, voi non vedete niente. Questo è quello che avevano suggerito i saggi. E quando è stato approvato il progetto, questi signori cosa hanno detto? Hanno detto che quella instabilità che si è verificata, che si era verificata nelle prove, era dovuta all'effetto schiera. E si verificava con le onde sinusoidali regolari, che invece col mare irregolare non si sarebbero verificate. In questa cosa ci sono 2 bestialità. La prima è che se il sistema è dinamicamente instabile, lo è sia quando lo verifico con onde regolari che in mare irregolare. E secondo, la instabilità è l'apparatoio che le induce alla schiera e non la schiera all'apparatoio. Su queste cose, in causa, abbiamo avuto due assist bestiali. Uno da Principia, che ha dimostrato che tutte le prove fatte sull'apparatoio col mare irregolare dimostravano che il sistema è instabile. Quindi, secondo, nelle carte che loro ci hanno dato, noi abbiamo trovato che il consorzio sapeva benissimo che la instabilità era dovuta alla singola apparatoia. Quindi chi ha approvato quel progetto, che ha proseguito, lei ha usato un parola che doveva fluidificare, no? Sì. Il fluidificare, percorso, sì. che doveva fluidificare. Dovevano fluidificare. Allora, io dico che evidentemente o non sapeva di che cosa stava parlando, e neppure si è letto quello che aveva scritto il consorzio, perché se così non fosse dovrei pensare qualcosa di molto pesante. Quindi questi sono fatti documentati che io ho riscontrato nelle carte processuali presentate dal consorzio. Domenico Menorello, nel ragionamento che fa di Tella mi sembra chiaro che in Italia ci sono delle decisioni per i grandi appalti che sono già prese a tavolino prima ancora che delle persone vadano lì, presentano i loro progetti, cioè sia già tutto deciso, insomma. E non solo per i grandi appalti, ahimè, e anche per i piccoli appalti. D'altronde adesso c'è un periodo in cui si è persino sostanzialmente pensato di togliere la giustizia
amministrativa, se pensate che per ricorrere al TAR per un appalto bisogna sborsare solo di bolli 6.000 euro, voi capite che è 9.000 se si va al Consiglio di Stato, voi capite che è come dire non si può avere giustizia, quindi è come dire fate quel che volete. Poi io penso che le storie di questi giorni, note da tempo, avranno poi delle grandi code che coinvolgeranno anche tanti altri appalti. A me, se posso, piacerebbe tornare, è chiaro che parliamo di linguaggi diversi, dei linguaggi tecnici molto interessanti, e poi un ragionamento più generale su alcuni suggerimenti che ci vengono da Mattia Donadel, il quale dice: beh, questo consorzio Venezia Nuova è diventato così, e le ditte che ne facevano parte, così importanti da decidere loro quali opere servissero al Veneto. Ha citato una serie di esempi, tra cui ricordo questa grandissima idea della Valsugana, un'opera nata perché qualcuno l'ha proposta. Ecco. Ma io voglio fare un altro esempio clamoroso. Ho avuto modo questi giorni di leggere l'ordinanza, incredibile, un'ordinanza di 700 pagine, un lavoro inquirente davvero di grande caratura. A pagina 294 uno rimane sbalordito, perché il Consorzio Venezia Nuova, per sua, diciamo, definizione, dovrebbe occuparsi di Venezia, credo. Pensano di Venezia. È concessionario per bontà divina, no, di tutto quello che arriva a Venezia, e dovrebbe occuparsi di strade, bonifiche, acque, infrastrutture. E invece succede a pagina 294 che il 28 settembre 2010 il presidente del Consorzio Venezia Nuova viene a Padova e fa una cena e dove gli si spiega come si deve fare il nuovo ospedale di Padova. Il nuovo ospedale di Padova viene suggerito a cena il 28 settembre, ci possiamo andare a leggere, l'ordinanza è pubblicata in molti portali, a cena con il sindaco di Padova, con un deputato del Partito Democratico, e le inquirenti spiegano che si decide di come favorire. Ma io vorrei capire che c'entra il Consorzio Venezia Nuova con l'ospedale di Padova, stimato in 1.700 milioni, e si preoccupa anche di come far sì che quest'opera cresca un consenso attorno a quest'opera. E si è dato che una risposta ovviamente. E in progetto, naturalmente, e per pura casualità, da quel momento in poi a Padova è calato un nuovo dogma: l'ospedale di Padova deve essere fatto lì con quel sistema. Poi dopo poco arriva la proposta e poi si doveva proseguire. Questa la dice lunga sulla chi dettasse il ritmo di che cosa dovesse servire al Veneto. Ma chi era il capo, chi è il capo di questa Venezia e del Consorzio Venezia? Chi è a capo? Il presidente era il professore Mazzacurati, che adesso non lo è più. Io non so, non mi interessa neanche chi fosse a capo, dico solo che è una cordata di privati che a un certo punto, che si chiama Consorzio Venezia Nuova, viene a Padova e dice, spiega al sindaco che bisogna fare l'ospedale nuovo di 1.700 milioni. Deve avere l'appoggio che della politica. Abbiate pazienza, mi sembra che questo sia l'esempio di un'arroganza e di una sudditanza di certo sistema politico che deve essere assolutamente fermata. Io però non parlerei di sudditanza, perché qui c'è proprio una connivenza, cioè, perché non è qui non è neanche la tangente sull'opera, qua cioè, abbiamo politici di calibro regionale che hanno un libro paga, cioè erano stipendiati per mantenere questo tipo di sistema. Questo è il dato grave che forse bisogna riflettere. E questi stessi hanno governato per anni, e dentro questo sistema, adesso permettetemi di dire, che dura da 20 anni, c'era anche la Lega, perché da un punto di vista, come dire, penale, al momento nessuno è inquisito di quel partito, ma i progetti di cui stiamo parlando, quelli sono stati approvati con i voti di Forza Italia, del PDL e con i voti della Lega, qui parliamo del Veneto,
e con la complicità di parte dell'opposizione del PD. No, chiedo scusa a Donadel, per quanto riguarda l'ospedale di Padova, il sindaco di Padova era ed è del Partito Democratico. Il deputato presente a quella cena è un deputato del Partito Democratico. Lei giustamente dice no, dopo nelle pagine successive c'è che un consigliere regionale del PD che aveva finito il mandato viene assunto dal Coveco, che è la cooperativa rossa, voglio ricordare, il consorzio cooperative rosse, no, perché qui è bene anche dire le cose con il loro nome, e questo signore si arrabbia molto perché pare che debba anche timbrare un cartellino, perché gli spiegano che devono assumerlo, non possono fargli una collaborazione. Questo si arrabbia molto perché dice ma ci sono degli omissis anche nelle telefonate, e perché deve anche timbrare il cartellino, quindi però attenzione a dare patenti. Stiamo agli atti, perché dopo che noi abbiamo io sono a Padova, eccetera, io sono scandalizzato del fatto che 1.700 milioni di euro di soldi che comunque alla fine gravano sulla città debbano essere stati praticamente, il gas è stato acceso, il fuoco è stato acceso in questa cena, e con questi signori che con Padova non c'entrano nulla, e io credo che questo sistema e chi ne ha fatto parte debba essere abbandonato. Domenico Meronello, ma perché queste cose succedono quasi sempre in Italia più che negli altri paesi? Qui in Italia proprio siamo abituati a gonfiare i prezzi dai preventivi, siamo abituati a fare queste cose. Perché succedono qui? Perché c'è una legge che ti dà o ti permette di poter fare questo? Perché? No, le leggi in realtà sono preposte esattamente al contrario, a parte il caso di Venezia, perché quando uno sa che per legge fa sempre le opere lui, i prezzi se li fa lui, evidentemente, perché normalmente una gara c'è anche il fattore prezzo, cioè si presentano diversi progetti, c'è la qualità. Chiedo scusa, e c'è anche il prezzo. I progetti se li fanno loro. Si fanno i progetti, se la cantano e se la suonano, come si dice, e se la approvano, io direi proprio, vorrei che questa trasmissione potessimo accendere questa ipotesi. Chiudiamo con questo privilegio che non ha nessun senso. Per quanto riguarda invece il restante delle opere pubbliche in Veneto come in Italia, in realtà il codice degli appalti prevederebbe che ci sia una concorrenza, cioè dei progetti devono essere guardati per il fattore qualitativo e per il prezzo. In realtà cosa succede? Io faccio l'avvocato amministrativista, chi va a guardare dentro le procedure si accorge delle cose più incredibili. Certo. Io ho visto appalti di sanificazione in cui per esempio qualcuno prende il doppio dell'altro per i materiali. Ma i materiali di pulizia sono i secchi, le scope, ecco, allora si porta classicamente la qualità di qualcuno a più 10, più 15, più 20, così si sterilizza il prezzo. E naturalmente anche in questo caso ci dovrebbero fare i confronti, ci sono certe procedure per cui i commissari in teoria non dovrebbero mettersi d'accordo nel dare i prezzi, raramente vengono seguite, ma in realtà non è che nelle leggi non esistano, è che c'è purtroppo questo malcostume, e qui forse, lo dico così per contribuire alla discussione, queste cose capitano da molto tempo, io non dico nel resto d'Italia, non lo so, nel Veneto capitano da molto tempo. Io sono contento che la magistratura abbia preso in mano, mi spiace che non l'abbia fatto 10 anni fa. Prima. Guardi, le faccio un'intervista perché è pronta quella di Guiotto, che è l'osservatore veneto delle corruzione e mafie, e oggi c'è stato un convegno proprio in virtù, in merito di quello che è successo settimana. Sentite cosa dice i nostri microfoni. Lui vive nel Veneto, vive a Padova. Ci andiamo con l'intervista alla regia. Paolo Borsellino al mio fianco nel maggio del 90, alla domanda di una ragazza di cosa dobbiamo preoccuparci noi oggi qua al nord, rispose: dovete preoccuparvi della corruzione, perché la corruzione è l'anticamera della mafia. Infatti se c'è un imprenditore che intende riciclare, investire o ottenere appalti al nord, non può che rivolgersi a un politico o a un amministratore corrotto, perché sa che queste persone hanno manifestato chiaramente una certa inclinazione. Quindi un fenomeno molto pericoloso. Tra l'altro
Fra i pubblici ministeri che hanno curato l'inchiesta c'è la dottoressa Paola Tonini, che è stata per tanto tempo alla direzione distrettuale antimafia, e questo fa sperare bene, perché se dovessero emergere degli elementi di comportamenti mafiosi oppure di legami con organizzazioni di tipo mafiosi, la Tonini saprà fare molto bene il proprio lavoro. D'altra parte non bisogna dimenticare che Galan, quando si è sposato per la seconda volta e ha fatto la festa nella villa pagata parzialmente da quei signori, ha scelto come compare di nozze Marcello Dell'Udri, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Quindi è compare di un concorrente esterno della mafia siciliana, Galan. Quindi qualcosa di mafia c'è. Sarà un vaso di Pandora? E secondo le dichiarazioni dei magistrati, che sanno sicuramente molto più di noi, non è emerso ancora tutto. Mi sembrano affermazioni importanti, quello che ha detto. Masiero voleva intervenire. Ma io rispetto a questa questione così delicata dico che la mancanza di libero mercato, di concorrenza tra piccole e medie imprese, la predeterminazione degli appaltatori, degli appaltanti, toglie la possibilità di un vero sviluppo economico e sociale del Veneto. Cioè, quando una piccola impresa sogna di ingrandirsi, quando un piccolo imprenditore si mette sul mercato dell'appalto pubblico e privato e viene tolto di mezzo da un sistema organizzato a far sì che ci siano solo quelli che non hanno merito, solo i raccomandati, solo quelli che pagano la tangente, affossa la nostra società, affossa la nostra comunità. Questo è il vero danno grave ed elevato. Le faccio un esempio. Stasera un pescatore di vongole di Chioggia, un allevatore di vongole di Chioggia, che ha saputo su Facebook che venivo in questa trasmissione, mi ha telefonato e mi ha detto: noi siamo una piccola cooperativa che dovrà pagare per i prossimi 20 anni un mutuo per essersi indebitata a coltivare le vongole. Stavamo aspettando da 2 anni e mezzo un prodotto di grandi dimensioni. In 7 giorni, in corrispondenza del getto della parte sinistra di Caroman, dell'isola di Caroman, quindi del Mose, in 7 giorni abbiamo perso il prodotto del lavoro di 2 anni e mezzo. Questi si sono fatti 250.000 euro di debito per seminare, oltre ad averci messo 2 anni e mezzo di lavoro per arrivare al prodotto finito. Arriva l'ASL e certifica una moria improvvisa e come dire, non classificabile del loro prodotto, come loro altre 20-25 coltivazioni. Questi avevano 7 ettari di laguna, quindi una dimensione medio-piccola di coltivazione. Gente, attenzione, che si è consorziata dopo un processo di come dire, cambiamento sociale e culturale. Io ricordo la questione dei caparozzolanti, della quale, come dire, tutto il Veneto ha parlato. Questa gente ha creduto di investire in se stessi con le proprie capacità, è andata in banca, si è fatto un mutuo, ha coltivato le vongole, si trova tutto morto in 7 giorni, va dagli avvocati e gli avvocati gli dicono: è inutile che vi mettete contro chi sta facendo il Mose. Allora, quando io dico che questo è un grave problema dal punto di vista morale e sociale, intendo dire che chi ruba il lavoro a questa gente deve smettere di lavorare, deve smettere, come diceva Minorello prima, come diceva l'amico qui adesso, deve smettere di avere opportunità. In Veneto noi abbiamo bisogno di gente che va avanti per il merito, Di fronte a queste questioni, che sono esempi piccoli in termini di dimensioni economiche, ma importantissimi invece dal punto di vista culturale, noi abbiamo il dovere di dire basta. Il vero danno del Veneto, della questione Mose, ce lo porteremo avanti per i prossimi 30 anni.
Professor Romano Casi, qui in Italia dicevamo prima che è il paese dove ci sono più appalti, ha dato dei numeri all'inizio della trasmissione. Perché adesso sembra che Renzi, questo governo, voglia mettere una fine, sembrerebbe anche a questo? Perché non hanno mai fatto? Ha detto dovremmo fare un sistema diverso da quello che vengono dati i lavori alle varie aziende. Perché non è stato fatto prima, non è stato fatto un controllo prima e tutto è stato fatto con questo sistema davvero... usiamo un termine non simpatico, ma sarebbe da dire qualcos'altro. Torno a citare l'esempio di Napoli-Reggio Calabria, perché credo che sia il record, nel Guinness dei primati raggiunge il record assoluto. Salerno. Cioè per fare... Salerno-Reggio Calabria. Sì, scusa, Salerno-Reggio Calabria. La Salerno-Reggio Calabria praticamente non è mai stata finita, è incominciata con l'autostrada del Sole, quindi parliamo del 63, sì, no? Dal 63 a oggi ancora non è finita. Io l'ho percorsa l'anno scorso e sfido chiunque a dire che lo finiranno entro un anno, come dicono, perché è una cosa pazzesca. Addirittura le vecchie gallerie, che non avevano nemmeno la corsia d'emergenza, quindi erano due, sono state abbandonate e sono state fatte delle gallerie nuove, con percorsi alternativi. Addirittura si esce è un'autostrada, non a pagamento, si esce, si percorre la statale, si percorrono delle strade di campagna e poi si rientra dentro, e questo potete immaginare d'estate cosa vuol dire. Vuol dire che fare quel pezzo lì ci si mette più tempo che non andare da Salerno poi a Padova. Ecco, questa è una delle idee, con incidenti mostruosi, con costi che non sono quantificabili ad oggi e non è ancora finita. Il costo dell'autostrada del Sole è stata una sciocchezza di fronte a questa cosa qua, e lì la mafia ci campa, perché continua a fare lavori inutili che non finiscono mai, e il problema degli appalti pubblici è che non c'è termine. Allora, se vai in Francia ti dicono esattamente il lavoro, fai l'appalto, entro un certo tempo devi cominciare, devi dare le garanzie reali sul fare, no? E dopo devi consegnarlo in un certo termine. Se non lo consegni entro un certo termine cominci a pagare la penale e allora sei distrutto. E c'è una gara d'appalto, cioè tutti concorrono, ed è una gara trasparente, non come diceva l'avvocato Menorello, dice io mi invento che ho 3 secchi di malta in più e di conseguenza il mio prezzo lievita al doppio. No, questo è il problema dell'Italia. Il problema è che noi abbiamo carceri, ponti, autostrade, mai finiti, da 50 anni. Noi abbiamo il problema delle carceri, dove ci sono decine di carceri mai finite e abbiamo i carcerati che sono sovrannumerari nei confronti delle vecchie carceri, non ci stanno più. E allora cosa facciamo? La certezza della pena sparisce, perché vengono liberati prima del tempo, perché se no l'Italia paga una penale nei confronti dell'Europa che tutto sommato, se la investisse nel fare carceri nuove, ci guadagnerebbe. E quindi siamo in un vicolo chiuso, in un circolo da cui non ne usciamo, e non è che possiamo aspettare, attenzione, che il povero Renzi di turno ci risolva tutti i problemi. Qui ci vuole una classe, vanno mandati a casa, va mandato a casa un'intera classe politica, tutti, nessuno escluso, cominciando dal Presidente della Repubblica, che alla sua età è giusto che si goda i nipoti e che vada a spasso a fare passeggiate sulla spiaggia, perché non ho sentito dal Presidente della Repubblica una forma di indignazione di fronte a questo o altri fatti di questo genere. Io vorrei che lo dicesse, se invece si è indignato su tante altre cose che non servivano. Ha cambiato 3 governi che non ho capito perché li ha cambiati, visto che non ci sono state elezioni nel frattempo, e quindi ha deciso per noi, bontà sua, ma l'esperienza di 88 anni, insomma, evidentemente giustifica queste decisioni. Il problema, torno al discorso del problema degli appalti, gli appalti sono fatti male e non sono garantiti, cioè ci vuole una garanzia reale, se uno sbaglia paga e va a casa. E l'Expo è l'ennesima potenza di quello che sta succedendo al Mose. È la stessa identica cosa che ci troviamo. Ci troviamo, guarda caso, sempre mantovani. No, e ci troviamo a pagare 15 miliardi di cosa?
Io vorrei vedere, quando hanno finito di fare l'Expo, cosa se ne faranno di quella cosa che hanno fatto. Assolutamente niente. Non lo sanno. Più spendono e più guadagnano. Così. Certo. Perché poi nell'Expo, tra l'altro, c'è una cosa che ci sono migliaia di metri quadri a Rho della nuova fiera di Milano che potevano costruire lì l'Expo, cioè andare a costruire Domenico Emanuele una cosa nuova con una spesa enorme che poi, come diceva giustamente il professor Manocase, verrà chissà cosa ne faranno. Ma cosa serve l'Expo? Se mai domandato qualcuno si ferma e si guarda allo specchio e dice ma cosa serve l'Expo? Ho capito che cos'è l'Expo? Io, scusate, leggo i giornali tutte le mattine, guardo la televisione perché cerco di informarmi per dare informazione anche ai nostri telespettatori. Io non ho capito che cos'è l'Expo, salvo che costa 15 miliardi. Certo. Allora, il Mose, perlomeno, bene o male, avevo capito che serviva a fermare l'acqua. Ma il Mose cosa produce? Siamo al discorso delle Olimpiadi. I paesi più industrializzati non vogliono le Olimpiadi perché costano una fortuna e non producono reddito. E allora bisogna fare una cosa che sia adeguata a quello che è. Questo Expo non serve a niente, a nulla. Certo, Domenico Emanuele, e noi qui in Italia cominciamo a costruire, ragione, dall'autostrada Salerno, Reggio Calabria, tutte le grandi strutture. Noi abbiamo fatto una trasmissione, 15 miliardi all'anno di soldi buttati via proprio su, diciamo, su delle costruzioni che mai sono state terminate. Proprio per il motivo che qui molto probabilmente qualcuno ha interesse a spendere tanti soldi nel costruire delle opere pubbliche per poi ovviamente guadagnarci qualcosa dietro. Insomma, mi sembra che sia lampante e chiara questo modo di fare, diciamo, di lavorare in Italia, ecco. Però solo qui in Italia succede. Beh, indubbiamente purtroppo qui sembra che in Italia ci sia questa cultura di fregare sempre qualcuno che forse tradisce quel problema che io non credo sia un problema di regole, perché noi pensiamo sempre che le regole salvino, ma quante volte abbiamo cambiato le regole ci sono, è che c'è quell'aspetto culturale e forse si dovrebbe dire educativo, di cui ha parlato il professor Case, che è la classe dirigente dell'intero paese, non solo quella politica, anche quella imprenditoriale molte volte, e a volte anche quella di chi dovrebbe controllare, che controlla ogni tanto, poi magari fa una gran bufera, ma insisto, tutte queste cose c'era molto tempo per accorgersene. Lo si sapeva, ecco, le si sapeva, tanti di noi le avevano anche dette, denunciate, l'ingegnere, anch'io nel mio piccolo, eppure per tanti anni tutti fanno finta di non sentire, perché il tema, è stato detto, era un sistema in cui qualcuno andava benissimo e qualcuno molto bipartisan, ma il problema è che così facendo, per esempio nel Veneto, sarebbe bello fare un bel portale dove mettere dalla ristorazione alle pulizie, alla logistica, alle assicurazioni e vedere chi prende gli appalti. Io credo che ci saranno 10-20 imprese, sempre quelle, e dovrebbero essere 2000, e questo è quello che diceva Masiero. La concorrenza, liberare risorse, far viaggiare le idee, la razionalità, servirebbe a mettere in moto l'economia. Questa è una grossa responsabilità. Un'ultima osservazione: le regole ci sono, ma veramente qui sembra il paese in cui ci sono a tratti. Per esempio, voi dice Renzi la DASPO, suggestiva idea, la DASPO per chi si comporta male, cioè praticamente fa la similitudine con quello che succede agli stadi. Negli stadi, se qualcuno viene trovato a tirare un petardo, lo vanno a prendere e gli dice: tu lo stadio per 3 anni non ci metti più piede, giustissimo. Ma c'è già. Sì, ma va sempre. Il codice degli appalti, l'articolo 38, prevede che quello che dice il professor Casen, per esempio ha una risoluzione di un contratto in danno, cioè non ha eseguito la propria opera, oppure ha fatto delle false dichiarazioni, è previsto che ci sia una segnalazione a una cosa altisonante che si chiama Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che sta a Roma in un magnifico palazzo. Questo dovrebbe annotarlo in una specie di casellario e dire: tu fuori per X tempo. Ma voi sapete che i procedimenti in quell'affare durano anche 3, 4, 5 anni? Poi dipende per chi. Perché qualcuno, le segnalazioni arrivano forse, poi lì a Roma
Per qualcuno va via speditissime e viene cartellino giallo fuori, per qualcun altro, io so perché ho seguito alcune cose, ma scusi, ma lì in quell'appalto è stata fatta una falsa dichiarazione, qua come siamo messi con l'annotazione, perché nel frattempo questo ha preso altri 3-4 appalti, non si sa, vediamo qua e là, mesi, anni, cose. Allora, Renzi ha delle felicissime uscite, ma ci sono già queste cose, c'è già la DASPO. Qui c'è un problema di classe dirigente in questo paese e ahimè credo che questa classe dirigente sia frutto di questa seconda repubblica in cui il potere è stato accentrato in pochissimi, sia a destra che a sinistra, e la cooptazione dei servi è stata il sistema di selezione della classe dirigente. Non abbiamo più selezionato ragazzi che scevano dal territorio, professionalità, e poi uno quando deve rispondere al territorio sta ben attento, quando deve solo rispondere al capo i furbetti prolificano e oggi raccogliamo le macerie di questo sistema, quindi dobbiamo avere pazienza, la pazienza di ricostruire con l'educazione ai nostri ragazzi anche un senso del bene comune che è stato totalmente perduto. E questo qui è verissimo. Professore Paus, poi andiamo anche da Masiero perché c'è un'opera a Chioggia che si vuole costruire questa diga, questo ponte che ha un collegamento anche con il Mose. Però chi ha costruito questo Mose, che ha progettato questo Mose, sono stati degli ingegneri. Secondo lei perché non hanno ascoltato più parti le persone che hanno dato l'incarico a queste aziende per costruire questa opera, cioè al professore, all'ingegnere di Tella, ad Alpaus che siete andati a Roma, che conoscete le problematiche della laguna, che conoscete Venezia, che la conoscete in maniera profonda, benissimo come lei? Perché non viene dato ascolto? Perché non hanno interesse o vogliono fare quello che vogliono loro per ovvi motivi? Io credo che si scelgano tecnici adatti a loro, tutto qua. E quindi d'altra parte... Però anche quella è classe dirigente che manca, sì, però avvocato, io credo che prendono esempio dallo Stato. Lo Stato ha distrutto la sua classe tecnica, nel caso specifico. Non possiamo pensare che il magistrato alle acque, né come era quando quest'opera è partita, né tantomeno come adesso, fosse in grado di controllare il Consorzio Venezia Nuova. Il controllore deve essere più preparato, più dotato del controllato. Qui non so se si possa parlare di controllato, perché ho l'impressione che la confusione fosse totale fra le due funzioni, controllore e controllato, ma non è un esempio unico, se ne può fare finché si vuole in questo nostro paese, no? Il gestore, faccio un altro esempio in tutt'altro settore che dà un'idea di qual è la decadenza in campo tecnico in cui siamo scivolati. Un ente gestore di un serbatoio idroelettrico, l'Enel, osserva i livelli nel suo serbatoio, misura le portate che arrivano e che utilizza nelle sue centrali e invece che trasmetterle in tempo reale a chiunque sia interessato di conoscere quei dati, perché quei dati sono pubblici, o dovrebbero essere pubblici. Se lei va negli Stati Uniti, quei dati sono pubblici. Quei dati, se tu li chiedi, ti vengono dati dopo un po' di tempo e così via. Quando non servono più. Ma non sarebbe logico che invece quei dati in tempo reale fossero mandati alla struttura di controllo che nel caso specifico potrebbe essere, o era nel passato il magistrato alle acque, oggi potrebbe essere il genio civile della regione. Ma perché mai? Ma perché mai? E poi andiamo in contenziosi terribili perché ovviamente ogni tanto capita un incidente, no? E da una parte c'è chi ha prodotto l'incidente che è il detentore dell'informazione, ma l'informazione deve essere nella disponibilità di chiunque. Se io che sono bellunese in questo momento volessi sapere qual è in questo momento il livello del lago di Santa Croce, ho diritto di saperlo, come chiunque altro. Certo. E perché qui non lo fanno? Perché questo fa agio a tutti.
Faggio soprattutto. Mi aiuti, per quale motivo? Per un problema economico? Per quale motivo? Mi sembra una cosa naturale, dicono guarda, il lago Santa Croce oggi è alto, è più alto di mezzo metro, per quale motivo non devono dirlo? Perché? Perché poi evidentemente avendo nella disponibilità istantanea da un'altra parte quei dati, quando ci fosse qualcosa su cui discutere, è molto più facile discutere sull'informazione vera e non su quella che ti viene fornita. Nel caso specifico, se c'è un'alluvione, no? Dice, ma perché lì è aperto di più? Perché lì ci sono le prove che è aperto. No? Quanti sono stati gli episodi in cui si è aperto un procedimento come conseguenza di ipotesi di errata manovra nella regolazione di un serbatoio e così via? E stiamo a discutere di questioni che si risolverebbero immediatamente se avessimo i dati effettivi nella disponibilità immediata osservati da un ente terzo. Il concetto dell'ente terzo non esiste in questo nostro paese. Assolutamente no. E quindi anche queste, non creda che sia andata così semplice la situazione anche all'interno del consorzio nella struttura tecnica. C'è stato un certo momento in cui ci furono grossissime contrapposizioni fra i tecnici del consorzio. Molti se ne sono andati. E molti se ne sono andati, e questa è la situazione. Cioè, ma d'altra parte bastava che il magistrato alle acque fosse degno erede, quello attuale, degno erede del magistrato alle acque del passato, e forse molte di queste cose non sarebbero capitate. Ecco, ma nel ricollegarci al problema del Mose, anche oggi avete questo problema, che è un problema grosso, perché voglio costruire questa diga, questo ponte che unisce Chioggia con l'Isola Verde, ma che al di là di tutto chiude praticamente, credo mi corregga, 6 darsene per farne poi una nuova e per costruire questa strada che loro hanno detto che è per il Cuneo Salino, per tante altre cose, ma il vero motivo di questo ponte qual è? Cerco di essere velocissimo, riassumo in 4 dati essenziali la questione. La questione è di parte da due necessità. La questione di sopravvivenza di 6 aziende che vivono e lavorano a monte di uno sbarramento del fiume. Lo sbarramento viene fatto per trattenere l'acqua dolce, per irrigare i campi da una parte e impedire all'acqua salata del mare di entrare nel fiume. L'altra questione è quella del ponte, quindi stiamo parlando di uno sbarramento con un ponte sopra. Il ponte invece serve ed è indispensabile per collegare Chioggia, Sottomarina, il litorale di Sottomarina, a quello dell'Isola Verde. Tutto andrebbe bene se non che il ponte viene fatto a circa 3 km dalla spiaggia. Voi capite bene che se vogliamo collegare in termini, come dire, che hanno un senso logico, due spiagge, un senso logico e funzionale, il ponte che collega 2 spiagge deve essere più vicino alla spiaggia. Evidentemente queste 2 opere, una sovrapposta all'altra, vengono fatte dove il fiume Brenta è più largo da quando nasce a quando arriva in mare. A circa 1 chilometro a valle e quindi 1 chilometro più vicino alla spiaggia, e quindi 1 chilometro meno di distanza dal mare, il fiume è largo esattamente la metà, il ponte costa esattamente la metà, meno della metà, chiedo scusa in genere, e quindi lo sbarramento per l'agricoltura, che noi avevamo chiesto fosse fatto non in una diga, perché di questo si tratta, di paratoie di acciaio mobile come il Mose, però una diga, uno sbarramento, il Cuneo Salino, lo sbarramento del Cuneo Salino poteva essere fatto 1 chilometro a monte delle Darsene, non creando nessun danno ai privati e soprattutto allo sviluppo di quella che è considerata nel piano regolatore la seconda bocca di porto dedicata al diporto di Chioggia. Tengo a precisare che in 30 anni sulla foce del Brenta si sono spesi circa 30 milioni di euro per fare diventare quella foce una bocca di porto armata, dando la possibilità all'acqua del fiume di andare al più al largo possibile per questioni di carattere, come dire, di balneabilità, e di permettere poi la realizzazione di quello che è considerato, ripeto, nel piano regolatore, il polo nautico più importante della regione Veneto, nella zona sud della provincia di Venezia. Cosa succede? Allora, prima mi piaceva l'argomentazione di Domenico Menorello,
che diceva in Italia le regole ci sono, assolutamente sì. Io sarei dell'idea, per dire la verità, che ce ne fossero meno, perché non è possibile lavorare in un ambiente, un imprenditore oggi, un'impresa, qualsiasi, un privato che vuole sistemarsi la casa, ha 6 enti che si sovrappongono per competenze. Questo sistema genera tangenti, perché qualche tempo fa mi è capitato di stare ad un congresso, a Chioggia se ne fanno molti e anche di belli, oggi c'era una rassegna internazionale di architettura fatta benissimo, oggi pomeriggio a Chioggia. La città, ricordo per i telespettatori, ha 50.000 abitanti, quindi è la 6ª città del Veneto. In una conferenza fatta a Chioggia una professoressa dice: le regole in Italia sono troppe e sapete che le regole si interpretano dai funzionari, dai politici e dall'impresa, perché è vero che è un problema di cambio generazionale, di discontinuità, è un problema di discontinuità di impresa, di funzionariato e di politica. Sapete come si interpretano le norme? Si interpretano le norme con le tangenti. Questa è la questione. E vengo alla questione della regola che interessa a noi. Il professor Dal Paus, l'ingegnere, sanno molto bene che in un progetto pubblico, lo fanno anche le massaie questo, per dire la verità, quando fanno la spesa, devono fare un'analisi deve essere fatta un'analisi costi-benefici. Siccome spendiamo soldi pubblici, questo appalto costa circa 20 milioni di euro, l'appalto del ponte con lo sbarramento sotto fatto di ferro e non di gomma a distanza 3 km dal mare, l'analisi costi-benefici deve seguire l'iter di approvazione del progetto. Sapete quando è stata chiesta l'analisi costi-benefici? In sede di valutazione di impatto ambientale, perché non era mai stata fatta prima. Sapete chi l'ha chiesta? L'abbiamo chiesta noi perché abbiamo fatto un'osservazione. Allora io voglio dire, un'osservazione in sede di valutazione di impatto ambientale, dove se noi non ci fossimo stati, la valutazione costi-benefici, l'analisi costi-benefici non sarebbe mai stata fatta. Allora di fronte, poi in maniera surrettizia, a seguito della nostra... Ci sono dei collegamenti con i costruttori di questo ponte con quello del Mose? Assolutamente sì. È sempre quello? Il presidente del consorzio di imprese che ha già vinto l'appalto dello sbarramento al cuneo salino del Brenta è momentaneamente in galera. È il presidente della Coveco. Che è uno dei principali soci del consorzio veneziano. Che è uno dei principali soci del consorzio veneziano. Il sistema della preparazione dell'appalto dello sbarramento al cuneo salino è pedissequo al sistema degli appalti fatti dal consorzio Venezia Nuova. L'ente appaltatore è il magistrato alle acque di Venezia. Non mi dilungo su che cosa è successo insomma, in questi giorni sulla questione della gestione del magistrato in passato, perché non mi interessa. Ma influenza quello che è successo in questa settimana per quanto riguarda il Mose su questo ponte che si dovrebbe costruire a Chioggia Masiero? Allora, ci risulta che noi abbiamo fatto un esposto alla magistratura, abbiamo fatti 2 per essere precisi, assieme ai bravissimi avvocati Greggio e Pecoraro di Padova, bravissimi perché si sono presi la briga di tutelarci di fronte a un problema gravissimo contro a un ente potentissimo, e non è facile per uno studio legale patrocinare interessi di piccoli imprenditori, perché siamo 6 piccoli imprenditori di fronte a un ente così potente e gigante, che è evidentemente un sistema affaristico, politico e funzionariale. Detto questo, la sostanza della questione è una sola. Noi chiediamo inutilmente da troppo tempo, e nell'esposto in Procura della Repubblica c'è questa questione, l'abbiamo messa 5 quinti chiara, che si proceda a valutare la questione progettuale se è funzionale al bene dei cittadini oppure se è funzionale ad avere il massimo della spesa. Perché evidentemente, siccome noi siamo convinti del contrario, qualcuno dovrà rispondere delle proprie azioni.
Questa diga, professor Dal Paus, che si dovrebbe costruire a Chioggia, creerà anche dei problemi all'ambiente. Se viene un'alluvione, se il canale, se il Brenta si innalza, può succedere qualcosa di drammatico? Beh, siccome sono strutture manovrabili, bisogna che i dispositivi di manovra funzionino perfettamente e quindi siano in grado di rispondere tempestivamente in caso di necessità. Io ho già detto che probabilmente sarebbe più ragionevole fare in modo che il Brenta riuscisse a tenere lontano o a spingere verso il mare la salsedine, lasciandogli un po' di portata, perché questi nostri fiumi ormai sono tutto tranne che fiumi. Io credo che si siano ormai dimenticati dei tempi in cui fluiva acqua in modo naturale, sufficiente e adeguato, no? Noi abbiamo spinto le utilizzazioni oltre ogni limite e questo poi ha anche delle sue conseguenze, perché è chiaro che l'agricoltura può trarne vantaggio perché può usare più portata per irrigare, ma si potrebbe anche, a parità di risorse idriche disponibili, cambiare le tecniche di irrigazione, certo, perché non possono essere quelle del bisnonno oggi. Se no, cosa farebbero gli israeliani che di acqua ne hanno poca eppure irrigano e ci vendono gli aranci? No? E quindi anche noi cerchiamo di intraprendere strade diverse. Certo. È chiaro che lo sbarramento garantisce la possibilità di utilizzare fino all'ultima goccia le acque residue, perché così bisogna dire, del Brenta, che arrivano fino a quel limite. Però se la condizione è quella che si è vista e che si vede, siamo di fronte a un'artificiosità assoluta, insomma, e non mi sembra il caso. Aggiungo solo una battuta. L'opera progettata permette di fare un salto d'acqua e quindi trattenere un bacino come dire, di 25 milioni di metri cubi di acqua in più rispetto alla condizione normale del fiume, per un salto d'acqua di 1,50 m, ma siccome gli argini non tengono, gli argini del Brenta non tengono, e lo scrive il progettista, viene scritto nell'analisi di valutazione di impatto ambientale, ci sono a più riprese in tutta la, come dire, la documentazione legata al progetto, dichiarazioni che gli argini del fiume non tengono. Ora io mi chiedo, il buon senso di chiunque vorrebbe che si spendessero dei soldi a sistemare gli argini del Brenta o a chiudere il Brenta e mettere a rischio esondazione il fiume? Ecco, su questa questione io credo che altrettanto chiarezza, siccome i tecnici non l'hanno voluta fare, i politici nemmeno. Noi stiamo aspettando risposte ancora oggi dal Presidente della Giunta regionale, che si era preso la briga entro 3 mesi, entro 60 giorni dalle nostre domande dell'anno scorso, di luglio dell'anno scorso, di risponderci. Noi stiamo aspettando queste risposte. La politica a queste questioni non ha voluto rispondere, la parte tecnica nemmeno. Adesso aspettiamo delle risposte dai giudici. La battaglia che state facendo tramite i giudici, i magistrati, gli avvocati, tant'altro, da parecchio tempo, da un anno, forse più, che ne discutiamo. Ecco. Secondo lei riuscirà ad avere un esito positivo, cioè che questa barriera, questo sbarramento non verrà fatto in quella posizione? Allora, secondo lei? Allora, secondo me va fatta chiarezza. Poi se qualcuno ci vuol dire che la nostra lotta è sbagliata, la nostra battaglia per la sussistenza delle nostre imprese è sbagliata, noi accetteremo la sconfitta. Quello che non si può permettere più questa regione, questa classe dirigente di imprese e di funzionariato, è di non avere neanche le parole per darci risposte. Questo non è accettabile, non è plausibile. Premesso anche un'altra questione. Lei lo sa, io ho fatto progettista e direttore di lavori di molte opere pubbliche, sempre per conto dei privati, sempre uomo di cantiere. Ho fatto molti espropri, ho seguito strade in Veneto piuttosto che gallerie in Trentino Alto Adige. Quando si crea un danno facendo un'opera pubblica si indennizza il privato. Ora, quando ci siamo trovati l'ultima volta qui con Salvano, io ho detto in maniera molto serena:
i suoi agricoltori, la gente che lei sta rappresentando oggi, è dalla nostra parte, non dalla sua, perché quando gli passa una strada nella campagna, nel terreno dove questi traggono da vivere, l'ente pubblico che ha il diritto il diritto-dovere di fare un'opera pubblica che serva a tutti i cittadini, ha anche il dovere di indennizzare a chi viene fatto il danno. Certo. Mattia Donatella, l'intervento è stato breve, il suo però è stato molto conciso, cioè praticamente in parole povere, la politica la fa da padrone negli appalti, per cambiare questa strada che ormai è una strada consolidata in maniera forte. Si potrà cambiarla secondo lei, Donatella? Ma io sono d'accordo con quello che si diceva prima sulla questione anche etica, perché è proprio un fatto anche culturale in questo paese di base che rispetto ad altri paesi siamo davvero arretrati, cioè anche nelle piccole cose noi cadiamo sempre negli stessi meccanismi, dal piccolo al grande poi è una questione di scala. C'è poi tutta la questione invece della normativa, io sono d'accordo anch'io sulla semplificazione, però io ci metto un'altra questione, la trasparenza e la democraticità nella presa delle decisioni, perché se le decisioni non vengono accentrate in poche mani, lì il rischio c'è sempre. Allora da questo punto di vista mi permetto di tornare un attimo sulla questione del governo Renzi che sembra che dovrebbe fare. Allora, non è che i presupposti nell'ultimo documento economico finanziario siano proprio quelli giusti, perché si va appunto verso la direzione di rafforzare per esempio la legge obiettivo, cioè la legge delle grandi opere che consente procedure agevolate, valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare non sul definitivo, nonché continuare a finanziare queste grandi opere. Una per tutte, approfitto di dire, è la Orte Mestre, va bene? Un'opera che parte che cuba inizialmente 10 miliardi di euro, totalmente inutile oltre che devastante, che non sta in piedi economicamente per la stessa missione dei proponenti. Proponente, tra l'altro, Gefipe Holding di Vito Bonsignore, collega di partito del ministro Lupi. Vogliamo parlarne o dobbiamo ritrovarci qui tra 20 anni per vedere la stessa situazione del Mose? Questo si può fare con la TAV, con l'Expo. Ormai abbiamo capito che il meccanismo è questo. Noi quello che diciamo, e lo diremo domani perché noi siamo convinti che ci vuole anche una forte mobilitazione, domani c'è una manifestazione a Venezia alle ore 13 a Piazzale Roma contro questo grosso problema delle grandi navi, ma è una manifestazione che si carica ovviamente di un significato che va molto più in là e alla quale parteciperanno tantissimi comitati del Veneto, e noi chiederemo questo, chiediamo una moratoria. È stato dato il permesso di navigare di nuovo alle navi? Sì, tra l'altro contro, voglio dire, una normativa, cioè contro un decreto espresso dallo stesso governo. Appunto, questa cosa che le leggi vengono tirate e stirate come a seconda delle convenienze è una cosa veramente inaccettabile. Tanto più che poi invece se lo fa un cittadino normale invece non può farlo. No, ma finisco subito. No, e quindi noi quello che chiediamo, e chiederemo domani anche con forza, è una moratoria su questi grandi progetti, cioè che ci si fermi, che si valuti attentamente di cosa c'è bisogno e di quali sono le soluzioni migliori per farlo. Perché gli arresti di questi giorni non è che fermano gli iter di queste opere stanno andando avanti e, come abbiamo visto, distruggono il territorio, ma distruggono anche le casse pubbliche, oltre che a devastare, il paese intero. Quindi oltre il danno la beffa, in sostanza. Siamo quasi in chiusura, ma non abbiamo delle telefonate, ne passeremo qualcuna, perché poi al termine della puntata ci sarà il confronto tra Ivo Rossi e Massimo Bitonci, candidati sindaci di Padova. Dunque dovremo mandare in onda dalle 23 alle 24 perché termina il tempo per mandare in onda appunto quello che riguarda la campagna elettorale. Vi ricordo che fra l'altro che poi noi di TV7 Trivenete 23.5, va bene, mi hanno suggerito la regia. Vi ricordo poi noi di Triveneta domenica sera dalle 23 fino alle 2 alle 3 di notte saremo qui in diretta con ospiti per raccontarvi chi vincerà la candidatura a Palazzo Mononi e di Padova. Dunque vi ricordo l'appuntamento domenica alle ore 23, diretta di TV7 Triveneta, per raccontarvi chi vincerà la poltrona di sindaco di Padova. Telefonata, sentiamola, pronto? No? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Chiedo rapidità perché devo chiudere tra poco, prego. Invece dovreste dare molta più spazio a noi cittadini, perché siamo noi veneti che abitiamo in Veneto. Io chiamo da Annone Veneto, che si trova nella Venezia orientale.
Faccio una piccolissima premessa, mi piacerebbe che faceste una trasmissione sui project finanzi di strade e ospedali, che noi veneti ci paghiamo 3-4 volte, perché prima ce li paghiamo con le tasse e poi ce li paghiamo con i pedaggi e i ticket. Chiusa la premessa. Mi chiedo e mi domando... Anche quello di Padova. Prego, prego. Sono della Venezia orientale, ho detto, non di Padova. No, ho detto tipo l'ospedale di Padova, un altro ragionamento. Ok. Dava ragione a lei. Vado oltre. Mi piacerebbe sapere, ad esempio, la laguna veneziana dovrebbe essere competenza del comune del territorio acqueo del comune di Venezia. È come se a Roma togliessero dei territori e facessero altro che non il comune. Mi chiedo e mi domando, perché ci deve essere la laguna sempre staccata dal territorio di Venezia e Mestre? Dovrebbe essere un tutt'uno o sbaglio? Un'altra cosa, siccome qualcuno parlava di opere fatte con urgenza eccetera, mi chiedevo, visto e considerato che anni fa si parlava che servivano dagli 11 ai 13 rigasificatori in tutto il paese e adesso si scopre che ce n'è uno solo e guarda caso ce l'abbiamo sempre in Veneto, hanno devastato mezzo Polesine per il rigasificatore, non sarebbe utile portare alla ribalta anche questo? E poi mi piacerebbe portare alla ribalta le trivellazioni di gas metano, la subsidenza e quant'altro, ma se dice che non ho tempo ne parleremo una prossima volta. No, però noi accogliamo la sua richiesta e con l'editore qui presente sicuramente una delle prossime puntate sarà dedicata alla richiesta che ha fatto lei. Mi chiedo a Nervesa della Battaglia che fanno trivellazioni di gas metano a Nervesa della Battaglia. Certo. Mi viene da ridere. Certo, in modo ascolteremo, seguiremo il suo consiglio sicuramente. Se qualcuno mi dà delle spiegazioni sul territorio acqueo della laguna che dovrebbe essere del comune di Venezia. Glielo do subito il professor Dal Paus, prima passo l'altra telefonata. Grazie, e poi la spiegazione. Grazie a lei, sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto, buonasera, io mi chiamo Francesco e chiamo dalla provincia di Padova. Prego Francesco. Allora, io volevo intanto iniziare con quel nome sfortunato di questa chiamata opera pubblica, Mose, come Mosè, solo che Mosè diciamo il 7° comandamento c'era scritto non rubare. Guardi che stranezza, che stranezza. Detto questo, io ringrazio veramente questa trasmissione che permette a noi cittadini veneti di sentire certe cose delle quali altrimenti saremmo totalmente all'oscuro. Quello che ha detto il professor Casen, quello che ha detto l'illustrissimo professor Dal Paus, quello che ha detto l'ingegnere, anche se noi non siamo dei tecnici e non abbiamo delle cognizioni tecniche in materia, però riusciamo a capire una cosa: a noi ci vogliono sempre più sudditi e sempre meno cittadini, perché noi non contiamo assolutamente nulla. Quando si parla di legge speciale, guardi, io vorrei fare una similitudine, se mi si consente, magari qualcuno dirà che è impropria, ma io considero anche una legge speciale consentire a un sindaco di destra, di sinistra, della Lega, di centro, per 5 anni di devastare un territorio senza che ci siano pesi e contrappesi che consentono all'opposizione di turno di dire la propria. Noi in Veneto, se andiamo con un elicottero, vediamo una densità di capannoni, di case, eccetera, che è devastante e nessuno può dire nulla nei confronti dell'amministratore di turno. Allora ha detto che poi ci lamentiamo delle alluvioni e dei fatti per i quali l'illustre professor Dal Paus, grandissimo, veramente professionista, lancia allarmi inascoltati da anni. Chiudo e ascolto la sua trasmissione, grazie ancora. Grazie a lei Francesco, grazie di seguirci, grazie delle belle parole dedicate al nostro editore, alla nostra trasmissione ovviamente, e ci fa molto piacere. L'ultima telefonata, se c'è, ho sentito un occupato, se dalla regia mi aiutate, però credo passiamo l'ultima perché poi dobbiamo chiudere, però ovviamente Dal Paus dovrà rispondere alla prima telespettatrice. Sentiamo che abbiamo... Pronto, buonasera. Buonasera dottor Borilli, a lei e ai suoi ospiti, mi chiamo Claudio e non chiamo dal Veneto ma dall'Emilia Romagna. Prego.
In generale volevo chiedervi cosa ne pensate. Potrebbe essere utile reintrodurre il reato di falso in bilancio, che a mio avviso è stato ingiustamente abolito, e riallungare i termini di prescrizione del reato di corruzione, a mio avviso indebitamente accorciati. Poi mi sembra che Tangentopoli qualcosa ce l'abbia insegnato, perché ricordo che allora c'era una forza politica nuova che appariva come il partito degli onesti, ed era la Lega Nord. Poi si è visto che quando questa forza politica ha avuto le stesse occasioni degli altri, si è comportata più o meno come gli altri. Allora io credo che nessuno abbia diritto di parlare di partito degli onesti, perché è come parlare dell'isola che non c'è. Quello che conta invece è che le forze politiche abbiano tutte delle regole per cui, raggiunto un minimo di attendibilità dell'accusa, e direi di attendere quantomeno l'ordinanza di rinvio a giudizio, poi si costringa l'imputato a dimettersi e tornerà eventualmente solo se sarà assolto. Grazie della telefonata. Grazie a voi, buonasera. Devo chiudere, c'era con una spiegazione Domenico Maria, se vuole rispondere a questo spettatore rapidamente, di reintrodurre, di far ritornare. Ma io sono sempre dell'idea che non sono le regole a fare la bontà, non solo, ma sono gli uomini. In questo senso, se il telespettatore pensa che inseguiamo un'isola che non c'è, io spero che ci siano ancora tanti Peter Pan che la cercano. Professor Del Passo, alla prima telefonata della nostra telespettatrice, che era documentatissima poi tra l'altro, su questa laguna, è una domanda. Non è solo coinvolta Venezia o il Comune di Venezia, perché sulla laguna hanno interessi Chioggia, il Comune di Mira e il Comune di Treporti Cavallino, quindi affidare la laguna al magistrato alle acque, a un vero magistrato alle acque, forse è la migliore delle soluzioni. Certo che se poi il magistrato alle acque è quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, purtroppo bisogna dire che non c'è soluzione. Professor Marcas, dobbiamo chiudere perché, ripeto, tra poco manderemo il confronto tra Ivo Rossi e Massimo Bitonci, due candidati sindaco a Padova. Dobbiamo chiudere quell'intervista entro le 24 di questa sera. Però a conclusione di questa puntata, ne dico peccato che è durata poco, perché sarebbe stato davvero ancora più interessante, visto gli ospiti e soprattutto gli argomenti che abbiamo detto questa sera. Ma io credo che ci sarà l'occasione di riprendere questo discorso, perché sostanzialmente abbiamo sorvolato, quantomeno abbiamo messo in condizione i telespettatori di vedere cosa sta succedendo, quantomeno capire cos'è il fenomeno MOSE, come è fatto, come funziona il MOSE, cosa che non viene fatta normalmente. Ma io torno sempre a un vecchio tormentone, cioè che l'informazione non c'è. E perché non c'è l'informazione? Perché è in mano soltanto a quelli che hanno interesse che l'informazione sia pilotata. Partiamo da Repubblica, andiamo a Corriere della Sera, andiamo al Giornale, andiamo alle televisioni nazionali che sono pilotate, RAI compresa, da Berlusconi. Perché Berlusconi è uno dei più grossi fornitori di programmi televisivi della RAI. Adesso vogliono tagliare le risorse alla RAI facendo un errore madornale. Le risorse vanno lasciate, ma vanno gestite, controllate anche quelle esattamente come il MOSE, perché nel RAI succede lo stesso fenomeno del MOSE, sempre per i soliti principi, ed è una cosa che non finisce mai. Allora bisogna fare i controlli, ma soprattutto mettere in condizione i cittadini di sapere quello che sta succedendo, perché se i cittadini lo sanno, hanno contezza e consapevolezza quando vanno a votare, ma soprattutto hanno anche rappresentano l'opinione pubblica che può modificare l'indirizzo di certi personaggi. Allora, se il MOSE è un mistero, va bene, perché nessuno, se io fermo per la strada qualcuno mi sa dire che è una cosa che si apre e si chiude e non fa che salire il livello di marea nel bacino di San Marco, è il massimo che posso ottenere da un cittadino che invece è totalmente disinformato. Allora l'informazione è democrazia e con l'informazione si fa democrazia. Senza informazione è dittatura, e questa è dittatura condivisa, perché abbiamo visto che l'operazione la fa Prodi,
viene sostenuta da Berlusconi, poi viene sostenuta dalla Lega delle Cooperative, poi viene sostenuta dai vari cantieri che ci sono, e sono tutti collusi, sono tutti là che si stanno dividendo la torta. Allora, quando è il momento della campagna elettorale, sono che si mordono, che sembrano dei gruppi, in realtà è soltanto una sceneggiata, perché comunque chi andrà al potere porterà avanti la stessa identica situazione, perché se dovesse cambiare qualcosa vedremo che il Mose continua a essere costruito. Non è che abbia cambiato il governatore del Veneto e qualcuno è andato a vedere e dice: ma cosa state facendo? È partito un impianto, è partito un progetto con 1.200 milioni di euro, siamo arrivati a quasi a 5 miliardi e mezzo. Allora, cosa vuol dire? Non credo. Questa, vorrei dare una rappresentazione, è una cipolla. Hanno scartato la prima foglia, quella esterna, ma dopo ce ne sono delle altre, perché non possono giustificare un aumento di prezzo in nessuna maniera a questo livello. Quindi non parliamo di 40 milioni di euro. Fa ridere, questo è l'argent de poche, cioè quello che serviva per fare così le cosette. No, la differenza, quantomeno, è un quinto. Cioè parliamo di 1 miliardo di euro documentabili se si mettono i magistrati, ma purtroppo i magistrati, l'abbiamo visto con Falcone e Borsellino, a un certo punto battono la testa contro il muro di gomma, e sono stati bravi questi ragazzi a fare arrivare dove sono arrivati. Speriamo che ce la facciano. Bene, davvero bella puntata, grazie a Vincenzo Di Telege, è stato con noi, è stato davvero esauriente e anche esaustivo quello che ci ha spiegato, però riavremo modo di rinvitarla per poterlo parlare in maniera, più approfondita. Grazie a Domenico Mennorelli di Popolari, grazie al professor Luigi Dal Paus, davvero di essere venuto, grazie a Mattia Donadel e a Marino Masiero, davvero grazie a tutti, grazie al professor Ivano Casi. Grazie anche a lei, Giorgio. E noi ci vediamo domenica alle 23, vi ricordo l'appuntamento in diretta qui da TV7 di Veneta per raccontarvi come andrà a finire per chi si siederà sulla poltrona di Palazzo Meroni. Vi aspetto davvero in tanti, buonanotte.